Benvenuti al Festival Collegamenti, grazie a tutti. Non rubo spazio perché abbiamo i nostri ospiti d'eccezione. Dico solo che questo incontro, come il Festival Collegamenti, è stato ideato da Multiverso insieme all'Università di Udine, che ringraziamo, soprattutto lo staff organizzativo che è straordinario. Oggi ricordiamo Sergio Polano, che è stato un amico, ma un intellettuale straordinario, un divulgatore della cultura del progetto. Vedete che il titolo l'abbiamo intitolato Una vocazione interdisciplinare, perché chi si occupa di graphic design e design in generale sa che effettivamente incrociare le discipline, collegare, avere una visione d'insieme di un processo è una cosa normale. Adesso i nostri ospiti ce lo mostreranno. Abbiamo Eric Spiekermann, li nomino in ordine di distanza, che viene appunto da Berlino ed è venuto apposta per ricordare Sergio Polano, e Giorgio Camuffo, altro amico grafico straordinario, ma adesso, dopo aver diretto per un bel po' il corso di comunicazione allo UAV di Venezia, insegna alla Libera Università di Bolzano. Entrambi sono, come posso dire, delle persone che hanno creato relazioni, mi sembra la parola più bella da utilizzare. Spiekermann non ha bisogno di presentazioni, quindi non mi dilungo su questo. Li ringrazio, ringraziamo anche tantissimo Cecilia Cossio e Cesare Polano, che sono in sala con noi per ricordare appunto Sergio, e Laura Amighetti, che è la nostra interprete, che ci aiuterà in questo percorso. Ecco, a voi la parola e grazie. Grazie. Shall I do my first picture? Yep, Yeah. go ahead. You are the first one. If it works. Ah, No, it's mine. Questa that's è mia. per lei, no? No, Sì. tocca prima a te. No, it's you first. It's your? What do we do? This is about Sergio. This is my... What do you think? I start for first? No. Avete sbagliato slide. The slides are wrong. Non volevo cominciare per primo. Che forte. Okay, Maybe it's better if you start for first. That was the idea, but I'm your guest. I do whatever you want me to. Sono l'ospite, quindi spetta a voi decidere. Lo facciamo decidere a lui. No, it's up to you to decide. You're the guest of Eccola. honor. Great. Spiekermann. See, this is me. Per fortuna. Buongiorno, mi dispiace, non posso parlare italiano, solo 12 parole per mangiare e bere, naturalmente. So I will go to the international lingua franca of design, inglese, or English as we call it, or English as they call it. I have a very able what do you say? Traduttrice. Traduttrice. That sounds like somebody's first name, like Beatrice de Traduttrice. The echo here is terrible. I hear myself 5 times, which is more than we need. But I presume most of you will speak English because you're all intelligent people, and even Cecilia, who is older than some of the students here, speaks perfect English, as did Sergio. So I am here because of my friend Sergio, who died a year ago, and we go back a long time. And Sergio sent me this a while ago. Oops. No, we're in the wrong presentation. That's Sergio. Why is he here now? That's not my picture. There we go. So we knew each other for almost 30 years, as you can see. You want to do this now, so we don't waste Ok, quindi siccome non parlo italiano userò l'inglese o English come lingua franca, e ci sarà comunque la traduttrice che tradurrà per me. E presumo che comunque la maggior parte di voi parli inglese, perché siete comunque un pubblico intelligente, e anche Sergio parlava inglese. Sergio, che era un mio amico ed è il motivo per cui sono qua oggi, per rendergli omaggio dopo la sua scomparsa lo scorso anno.
E io e Sergio siamo stati amici per una trentina di anni e abbiamo fatto un pezzo di strada insieme. So if any of you, and you should all know Sergio, he is, as far as I can see, the most prolific writer on design issues, not only in Italy, but in Europe, and a lot of his work has been translated. There are some of his books that he sent me all his books always, whether in Italian and English, so I have a nice collection of Polano originals. E se conoscete Sergio probabilmente sapete che è stato uno scrittore molto prolifico, ha scritto moltissimo ed è stato uno degli scrittori che ha scritto più libri sul design, sia in italiano che in inglese, e tradotto ovunque nel mondo. Mi mandava sempre i suoi libri, quindi a casa ho una bellissima collezione di libri originali di Sergio, di cui vado molto orgoglioso. This is going to take a lot longer than I thought, because normally I have a rule. I do normally, my rule is if I speak 30 minutes, I have 60 slides. If I speak 45 minutes, I have 85 slides, 2 minutes, because I speak. So this is going to be a little more complicated, but thank you. You can't probably read this, but this is one sign of Sergio being totally and absolutely, the Spanish say, loco. He has a complete list of all my work, all the lectures I've done, all the articles I've written. I don't have this. I'm not interested in what I've done, it's old. But Sergio has you can start there in early 80s. Everything I've written, he has on his list. The man was insane. And what a great friend to have. He was my archivist, and he corrected my contributions at times, which was fantastic, because you don't see your own mistakes, as you know. You need somebody else to do that. Ovviamente ho tutta una serie di slide, la traduzione porterà via un po' di tempo, quindi sarà un po' complicato, ma insomma cerchiamo di venirne a capo. Quindi questa è una prima slide, forse non riuscite esattamente a capire di cosa si tratta, ma questo è un elenco di tutti i miei lavori, di tutti i miei scritti, di tutte le mie lettere, un elenco che Sergio ha fatto e che teneva con lui. Io ad esempio non ho un elenco delle cose che ho fatto e come vedete ha cominciato a raccogliere tutti i miei scritti sin dagli anni '80. Quindi potrei dire che Sergio era un folle ma contemporaneamente anche un grandissimo amico, e lo potrei chiamare anche il mio archivista, lo potrei definire così, proprio perché appunto ha fatto un elenco di tutto quello che ho fatto, quindi che cosa potersi aspettare da un grande amico. Tra l'altro lui correggeva anche i miei scritti, che è la cosa migliore, perché ovviamente uno non riesce ad autocorreggersi, ha bisogno di qualcun altro che lo faccia per sé. Do I have to do this or what? Eccola. When Sergio was teaching at Venezia at the architecture department there, he invited me for a lecture, and this is the poster he did for me, for my lecture. Of course, that's not me in the poster, which was a little weird at the time, but now I think it was a great poster to have some oratore there. I don't know who he is. He looks like he could be some fascisti, whatever, but so it wasn't very nice for me, but it was a great poster, and it was all over Venezia. I went to Venezia and it was on all the doors and places there. This is a long time ago. Qui vedete un poster che Sergio aveva creato per me quando mi aveva invitato a tenere una lezione a Venezia, dove lui all'epoca lavorava, insegnava, e quindi questo è il poster che è stato fatto da lui. Ovviamente questo non sono io, cosa che mi è sembrata un po' strana all'epoca, perché se vedete il personaggio può sembrare un po' fascistone, ecco, però, e quindi c'ero rimasto anche un po' così sorpreso. In realtà poi adesso riguardandolo mi rendo conto della bellezza di questa immagine, e devo dire che sono rimasto molto colpito, perché quando sono arrivata a Venezia praticamente aveva tappezzato tutti i muri e tutte le porte con questo poster, quindi
ero rimasto appunto molto The colpito. best thing is when you have a friend like Sergio in Venezia, whenever I go there, like this is the famous, you can see there, Da Fiore, a famous restaurant, which you will never find as a tourist. It looks like some cheap little place where they sell pomodoro or something. And of course, you can't get in there. But you call Sergio call Da Fiore, hey, buonasera, Professor Spiekermann, and you get in. So having Sergio as a friend was not only interesting intellectually, it was also useful. Avere Sergio come amico non era solamente interessante da un punto di vista intellettuale, stimolante intellettualmente, ma anche molto utile. E questo è uno degli esempi, dei classici esempi che porto sempre. Questa è la trattoria da Fiore, ovviamente guardandola da fuori è un posto dove un turista non entrerebbe mai perché uno dovrebbe entrare lì, non ha niente di troppo interessante, diciamo. In realtà è il classico posto dove i turisti non ci vanno, ma i locali sì. Ovviamente è impossibile entrarci perché è sempre pieno, quindi Sergio telefonava per me e ovviamente mi stendevano il tappeto rosso una volta arrivato. Buonasera professor Spiekermann, prego, si accomodi pure. E questo grazie a Sergio. But the main thing that you should all know about Sergio, that he was a thinking man. He knew everything about design and architecture. He wrote about it and he had concepts. This is a concept that we worked on together. He did it, it was his idea, and you can read it in Italian, Voi siete qui, about the identity of cities, the wayfinding in cities, and how we live in cities and how we work with cities. And this is the idea that got me to Parma. Sergio inoltre era un grandissimo pensatore, sapeva tutto, era un grandissimo esperto di design, di architettura, scriveva di architettura e di design e aveva dei concetti ben saldi in testa. E quello che vi ho mostrato prima, if you can go back to the previous slide, quello che vi ho mostrato, quello che vi mostro appunto è un concetto che è stata un'idea di Sergio, al quale però abbiamo lavorato insieme, ed è un concetto su come sviluppare l'identità delle città, quindi come vivere nelle città, come lavorare nelle città. So I got invited to Parma in the middle of 19 because they had been elected as the Italian city of design for 2020. Well, you know what happened in 2020. So it was Parma 2020. And they had some design, but Sergio said it's not good enough. We need somebody else in. So they invited me, and I did a lecture, maybe I can show you in a minute, about what branding for a city means. I think branding has no translation in Italian. No. It's got branding as everywhere in the world. We say branding. In German we say branding, and you say branding. Branding, no? Branding. Because Italian words have to have an E at the end. Yes. Because otherwise you can't finish the word, no? Which is, Italian is the nicest language in the universe. It's just beautiful. And I'm an idiot not speaking it. So this is the famous, and I'm done, the Cena di Mille, where they literally have 1,000 people in the street and you get a five-course dinner. It is incredibile there in Parma. Quindi sono stato invitato quindi a Parma, città per la quale poi abbiamo sviluppato questo concetto. Parma che come sapete era la città italiana del design nel 2020, poi tutti sappiamo che cos'è successo nel 2020 e Sergio mi disse all'epoca, appunto quando abbiamo cominciato a sviluppare questo concetto, Parma in realtà ha già un proprio progetto identitario, però è un progetto che non funziona, quindi dobbiamo fare qualcosa. Quindi sono stato invitato a Parma a tenere una Lexio Magistralis proprio sul branding delle città. E questa è una foto della Cena dei Mille che abbiamo fatto a Parma, una serata fantastica, dove c'erano letteralmente 1000 persone sedute a tavola, una cena di 5 portate che è stata indimenticabile. This is a little later when we've done some of the work.
Sergio would always send me postcards, letters, books, and as you can see on the side there, there's a little wooden piece which says Kriegsmarine. That's the German word for navy. Sergio's father was in the Italian Navy, and my father was in the German Navy. And Sergio knows everything about the German Navy in the Second World War. He knows every name of every soldier of every ship that has ever sailed. And he did research into my father's activity there, which is incredible. E dopo quindi abbiamo iniziato a lavorare, al progetto e if you could go back to the previous slide. I'm too quick for. I thought Italian was about rapido. E Sergio aveva sempre un contatto fisso con me, continuava a mandarmi delle cartoline, delle lettere, dei libri. E qui vedete un pezzo di legno sul quale vedete inciso il termine marina in tedesco, che io non mi azzardo a ripetere. Lui aveva fatto parte della Marina italiana, mio padre invece aveva fatto parte della Marina tedesca e quindi aveva cominciato tutta una serie di studi sulle attività di mio padre e sulla Marina tedesca, cosa che credo essere molto importante, ecco, una cosa che non ti aspetteresti anche se è un amico. So I'm not glorifying the word, but the fact that somebody from another country would research German archives and find my father, whom I had not seen somewhere in that picture there on the right, is my father in the German on the German submarine U-boat, and Sergio found him, and I have lots of pictures and lots of files and long letters in half German, half Italian, half. Sergio wrote to me in this mix of English, German, and Italian. He quoted German correctly always. What can I say? I mean, the correspondence I have with him is loads and loads and loads of beautiful things, and he spends so much time. I can never ever thanking him enough. E ovviamente non ti aspetteresti mai che una persona di un altro paese potesse fare delle ricerche simili sull'attività di mio padre. Beh, lui è andato a cercare negli archivi della Marina tedesca e ha trovato questa foto, una foto dove viene ritratto anche mio padre sull'U-boat, il sottomarino tedesco. È una cosa incredibile, perché qualcuno di un altro paese dovrebbe fare una cosa per te. E non solamente questa foto, ma continuava appunto, la nostra corrispondenza era molto fitta, ci scrivevamo in italiano, in inglese, in tedesco, perché Sergio comunque parlava tutte queste lingue, e ho a casa una pila di lettere appunto che ci siamo scambiati e che è un bel ricordo che ho di lui. So this is Sergio in Parma. The evening of the Cena di Mille. I saw him again afterwards, but now I would like to talk about the project that he started for us. I started advising the city of Parma, and then my company did the branding. E quindi questo è Sergio a Parma la sera della Cena dei Mille. Ovviamente poi ci siamo visti anche dopo questo appuntamento e all'epoca abbiamo cominciato quindi a lavorare a questo progetto. Io sono stato coinvolto prima come consulente e poi la mia società è stata coinvolta proprio per creare il branding della città di Parma, e adesso volevo parlare un po' di questo progetto. I did a very long presentation. Well, we're not going to have a piccola pausa, but this is my seconda parte, no? I went to Parma to talk to, they have a committee, and there's 120% men, there was no women. All the Barelas are there, the Mutti, all the Parmigiano. It's big Italian food industry, as you know. So they were all there in this meeting, and I had to explain to them, me little German, in English, explain to them what branding was. Quindi sono stato invitato appunto a Parma e sono andato a fare una prima presentazione a questo comitato che si occupava del branding della città, che si sarebbe dovuto occupare del branding della città,
comitato che tra parentesi era composto al 120% da uomini, c'erano tutti i grandi nomi locali, quelli della famiglia Barilla, famiglia Mutti, tutti quei grandi, i big diciamo dell'industria alimentare. Immaginatevi io un tedesco che doveva andare a Parma a parlare a tutti questi big in inglese di che cosa fosse il branding di una città. It was difficult. Ed è stato difficile. I think this is probably doesn't need translating. So this is only part of my presentation. It was 1 hour because I had to convince them. So this is only 5 minutes. Allora ovviamente questo non ha bisogno di traduzione, ma questo faceva parte, era una slide della presentazione che fece all'epoca a questo comitato, presentazione che durò 1 ora. Situazione un po' complicata per me anche perché dovevo convincerli appunto della bontà della nostra idea. You understand this, right? L'ho capito ovviamente, no? I know it's a brand. I know these are very stupid examples, but these were people who, you know, grown men, but they knew nothing about branding, so I had to talk to them like children. Ovviamente so che sono esempi stupidi, però avevo di fronte degli uomini adulti che comunque non conoscevano assolutamente nulla, non sapevano nulla del branding, di conseguenza dovevo semplificare le cose il più possibile per far passare il messaggio. So I don't have to talk about this. You know this. This is a brand. This is actually 2 brands. Questi sono 2 marchi, 2 brand. This is one, Ecco uno and it's the other one. e questo è l'altro. Tiffany. So what is this? Just one color. It's one brand. Un colore a 2 brand. So branding is basically an image that a city has. Every city has an image. Udine has an image that people out there have about the city, which you can influence or not. And the image and the branding, if you do make it from the outside, together give the identity that you can manipulate a little bit. You can't manipulate very much because a city is what a city is. Quindi che cos'è il branding? Il branding è fondamentalmente qualcosa che comunica l'immagine di una città. Tutte le città hanno una loro immagine, anche Udine ha la propria immagine, l'immagine che è quella nel vissuto delle persone, nella testa delle persone, ed è una cosa che fino a un certo punto si può anche influenzare, quindi diciamo che immagine e branding insieme costruiscono l'identità di una città, che si può manipolare ma fino a un certo punto, perché poi una città rimane sempre ancorata a quello che è. So that was my job. Parma has a personality and we have to make it visible. Does that need translating? Quindi questo è uno degli slogan che abbiamo creato, Making Parma's Personality Visible, cioè Parma ha una propria personalità e questa personalità deve essere resa visibile. So this is what they had, and they didn't like it very much. It was, of course, Franco Maria Ricci. You know, he is the saint of Santo Parma. You know, so you can't. If Franco Maria Ricci makes your logo, you have to say thank you, Franco Maria Ricci, and then you put it away because this is not very good. Quindi questo è quello che avevano prima, che però non funzionava molto bene, Franco Maria Ricci. Ovviamente se poi Franco Maria Ricci esce con qualche idea, tutti devono ringraziare e dire bellissimo, eccetera, eccetera. Ma in realtà questa idea, questo concept non funzionava molto. I couldn't say this, but amongst themselves they said, this logo looks like a tranchi di formaggi, you know, sort of slices of Parmigiano. I didn't say that, but it's what you see there. But it is Bodoni. And Bodoni, you know, Parma is Bodoni and Bodoni is Parma. So they thought they had it, and I had to somehow tell them. I didn't tell them, but I think they got the message. Ovviamente se vedete queste scritte di Parma a raggiera, che cosa vi viene in mente? Vi vengono in mente delle fette di formaggio. È una cosa che per me è immediata. Ovviamente non l'ho detto alla platea in quell'occasione, e poi è scritto in caratteri Bodoni, e Parma è uguale a Bodoni, e Bodoni è Parma.
Per me però non funziona, non potevo dirgli che facesse schifo e quindi me lo sono tenuta per me questa cosa, però in realtà il concept non andava. The problem is there is not one Bodoni, but there are, as you may know, somewhere at the back there's another Bodoni. Eccola. I'm just going through a few Bodoni. What's the plural of Bodoni? Un Bodoni, due Bodoni. No, sempre Bodoni, always Bodoni. Uno Bodono, due Bodoni no. Ovviamente non c'è solamente un Bodoni, ce ne sono molti, So in other words, there is no Bodoni. There are lots of Bodonis. quindi non c'è un unico Bodoni, ce ne sono molti, ecco. And there is another 100 somewhere. And then I go to the Pilota building where the Museo Bodoniano is. Have you been there? Siete stati al Museo Bodoniano? Perché io c'ero andato all'epoca. Qualcuno è stato al Museo Bodoniano? It's very dark, È molto scuro, oscuro, sì, and it's very old, molto vecchio, and it's very dark, Molto and it's scuro. very old. molto vecchio. Nice people, but it's dead. Le persone sono carine, ma dà un'immagine di But morte. the worst thing È is, morto. they use a typeface which is not Bodoni. It has triangular serif. Blasphemia. Bodoni, serif, triangolari, whatever it's called, serifi, whatever serif. Triangolare. E ovviamente la cosa peggiore è che non usano neanche un carattere tipografico Bodoni, usano questo che è triangolare, quindi è una sorta di blasfemia, totalmente. So, why is this not working? Eccola, that's easy. So that's what I told them, verboten. Ecco qua che gli ho detto verboten, proibito. I'm going to go through the next pictures without speaking because you know, you can see for yourself what makes a city, okay? Adesso vi faccio passare una serie di immagini, ma non parlerò, non le commento perché le capirete da soli. Parlano da sole. Dove c'è? Nuova York, huh? New York. It's obvious. Good. It's only 3 letters. 3 All it lettere takes. e basta. No formaggio, no Bodoni. Nessun formaggio, nessun Bodoni. Berlino. This is me at the wall. Questo sono io al muro di Berlino. I broke the Berlin Wall on my own with my little hammer. Anch'io ho partecipato, come vedete. Mi sono portato un pezzo a casa. And so we had to make a logo for the new Berlin. Abbiamo dovuto poi fare anche un logo And- per la nuova Berlino. And it had to be the Brandenburger Tor, the Brandenburg Gate. It's not very nice, but with the history, this is what it had to be. Like Parma has to be Bodoni, Berlin has to be that building. E ovviamente per Berlino dovevamo inserire la porta di Brandeburgo, cioè non c'era storia. Berlino è la porta di Brandeburgo, proprio come Parma è Bodoni. So we did all this stuff, but then when you go into the government buildings, this is the image of the city. This is where you go to get a passport or something. Quindi abbiamo fatto questo lavoro, però questo poi è il risultato che vedete quando entrate in qualsiasi ufficio pubblico. Qui ad esempio è dove entrate per fare il passaporto ed è quello che vedete. So this is the reality, not the branding. So in other words, you can make fantastic branding, but if the reality doesn't change, this is not for the tourists. The tourists don't see this, but we see this. So this is the real character. So branding sometimes has to lie a lot and to hide the reality, otherwise it's not going to work, which is too bad. Quindi questa in realtà invece è la realtà delle cose, quindi questa è una cosa che i turisti non vedono, ma le persone sì, e questo non corrisponde assolutamente all'immagine del branding che viene data a una città. Quindi il branding purtroppo deve anche mentire e deve farlo bene. I'm having a hard time here. Eccola. But the real, the real reality of a city is what happens on the streets. So when we redesigned the Berlin transportation system, this is the most well-used map in the city.
Not something that the government does, but what we did for transport. E poi una città corrisponde anche alle sue strade, l'immagine di una città viene data anche dalle sue strade e noi abbiamo anche lavorato a un progetto per ricreare diciamo, il sistema dei trasporti della città a Berlino e abbiamo quindi creato queste cartine che avete visto So prima. if you go to Berlin, you will remember yellow buses. Se andate a Berlino vi ricordate subito dei bus gialli, degli autobus gialli, è la prima cosa che vi viene in mente. Oops. You know where this is. Sapete che cos'è questo, no? And you know where this is. Obviously. Ovviamente. But this is the identity of London. E questa è l'identità di Londra, It's the branding. è il branding. It's not a map, it's a diagram, but everybody uses it. Non è una cartina, è un diagramma in realtà, ma tutti lo usano. So, now this is a quick run through after the work was done. This is in December 19, just before the pandemic was kind of started. And can I just go through this? Can you read the text? Yes, you can. Riuscite a leggere, no? Questo è quindi il lavoro, il progetto che abbiamo fatto sull'identità di Parma. Come vedete la data riporta al dicembre 2019, proprio prima dell'inizio della pandemia, stava già iniziando. There was a press conference in Milano because it's a bigger place than Parma, and I did a very short version. If you have time and I'm not too hungry, then I can go through the real presentation, which doesn't need any translation because it's all in Italiano, as is this. So if you mind, I'm just going to go through this. I'm not going to say nada, niente, nothing. Ok. E quindi abbiamo organizzato all'epoca una conferenza stampa a Milano, non a Parma perché Milano ovviamente è più grande, e questa è la versione breve, in realtà è tutta scritta in italiano, quindi ve la posso mostrare e poi vi posso mostrare anche la versione più lunga alla fine delle presentazioni, se non ho fame, se non siete stanchi e se non siete stufi. Are these legible from there? Are they legible? Can you read this? Lo riuscite a leggere, no? Okay, see. Good. L'essenza del brand. I don't have to do anything else. Just, of course, like the best food. Ovviamente, come il migliore dei cibi. That's all it is. Giallo, logo, Quindi tipografia. Come on. Shit. If you've been to Parma, there is the famous Acqua Giallo, the perfume. And the buildings are all yellow in Parma, pretty much. Not ochre, but quite yellow. se siete stati a Parma sapete che c'è il famoso profumo acquagiallo e gli edifici sono abbastanza gialli, non tutti, ma insomma sono un po' giallastri. So of course there is Bodoni, Ovviamente c'è Bodoni, but we made it for them. onnipresente. And last time I said I wasn't going to talk, but I explained to this, you can't read this properly. Caratteri conservati presso la Tipoteca Italiana di Cornuda, risalenti al movimento futurista italiano. I go to Cornuda a lot, the Tipoteca there, and they have the most beautiful stuff from the anni 30 are always a little... the futuristi were a difficult movement. A lot of them went to the Mussolini way. There's a lot of Mussolini buildings here, by the way. In Parma, some really nice stuff from the 30s. Or what is it? You started counting, was this AF 0 was 22, no? Era fascista? You mean era fascista? Yeah, Yes. so they're all new buildings from like year anno 12 or something. So this is, I have to explain it. If you want to, you can make a logo, you can think of it in the middle of the night. Or on the toilet, it doesn't matter. But for the client, you have to give them a reason why it's good. And if you tell them it's old Italian, valuable, has history, comes from an archive, then that is a sale. So I sold it. I just found a P. I could have found a P in my pocket. But I found this in Cornuda, so it's
cultura alta. E questo l'avevo trovato alla tipoteca italiana appunto di Cornuda, dove andavo molto spesso quando ero a Parma, e ovviamente se vuoi vendere un'idea al cliente devi spiegare il motivo per cui è una buona idea e perché vale la pena comprarla. Quindi se spieghi al cliente che la tua idea è legata a un concetto di antichità italiana, un concetto di preziosità, qualcosa di culturale, qualcosa che vale la pena appunto comprare, il gioco è fatto. E così ho utilizzato questa idea e la mia idea è passata ed è stata venduta. Un P. Parma. Yeah, one little thing here. You can read this. It's Parma, capitale italiana, della cultura. Now, of course, the people there said, I can't read della. I can't read della. It's not nella or bella, it's della. Because the D is, the old corsivo. But if a client says, I can't read the word, and then says the word, it's a little nonsense. So there was a big fight about the D in della. But we kept it in, of course. I won. Ci sono stati un po' di problemi sulla D che vedete, Parma capitale italiana della cultura, perché alcuni dei clienti appunto dicevano che non riuscivano a leggere il della, ma leggevano nella, e di conseguenza insomma ho dovuto convincerli non poco. Alla fine però siamo riusciti a mantenere la D proprio come volevamo noi. E basta. No, come on. Almost basta. So now we're not going to have a pausa, but Non facciamo una pausa ovviamente, no? I don't know how much time we have. I could just simply run the big presentation on automatico, senza parole, senza traduzione. Potrei semplicemente mostrarvi adesso la presentazione formato lungo, senza parlarci sopra, senza traduzione, così almeno la potete vedere. Tanto appunto Giorgio, how much è time? in italiano. Non so Giorgio quanto tempo abbiamo. So I have 20 minutes? Okay, well, I might as well while I'm here, okay? So sono I'm qua. just going to run this and not say nothing, okay? Ve la faccio vedere ma mi taccio. I don't know how long you need to read this. Does it take? How quickly do people read? Quanto, I read quanto very tempo ci quickly. vuole per leggere le slide? Un It's minuto. enough. 1 Croce minute. via is all you need to know. Just 1 minute. Promessa. No. Posizionamento. They're all big words. Sono tutti grandi ovviamente, no? Parole grandi? Parole grandi. Grandissimi. You've seen this before. E questo l'avete già visto prima, no? Eccola. There you have the four. E qui avete tutti i 4 concetti. Incroci via, un posto a tavola per te, ok. Oops, what happened? Yeah. This is the presentation. One thing I have to explain. This went to all the designers in Parma, all the agencies that have to work with this. Because we just gave them the big plan, and then there was all the PR agencies and the advertising people and all the local designers that work with this. Questo ovviamente è stato dato, il logo anche è stato dato a tutte le grandi agenzie di design a Parma, a livello locale, perché noi abbiamo dato il concept e poi sono loro che ci hanno lavorato sopra. Lock up, I think is an Italian word. No, lock up.
is how you put things together. No? Payoff is also Italian. It's very strange. The icon. Divieti. And of course, you know what happened with Venti Venti. Then it became Ventuno, because Venti was Covid. Ovviamente sapete tutti che poi nel 2020 c'è stato il Covid, quindi poi si è trasformato nel 2021. No. Tone di voce, I like that. Tone of voice. You can't read the small print, but I think you've seen those presentations before. If you're a designer, you've done those presentations, right? Credo che i designer qui in sala abbiano già visto questa presentazione, forse da qualche parte. This would actually be good to read as an example, because I don't have to tell you how important language is. And these are examples from what they say and how they should say it. Mm-hmm. You know, in English we say cut the crap, make it, normal. Questo è un esempio che vale la pena leggere, perché è anche importante il modo in cui si dicono le cose, quindi in rosso sopra vedete come non si devono dire, ma vengono dette le cose, e sotto in verde come invece le cose devono essere dette. Can you read these? Riuscite a leggere, Okay, no? Good. This is very important, but normale, huh? Of course, all these things are delivered as electronic documents to the community. Ovviamente ho dato tutto in formato elettronico, formato digitale. So this is Parma. I have to thank Sergio again for starting the project, for bringing me in, and for staying the course. In the end, there was a big exhibition outside of Parma about this city branding, where Sergio invited a few other people, studios. I didn't go to see the exhibition, but that was the end of it. And unfortunately, because of COVID, Venti Venti and Ventuno really didn't take off, because nobody visited and nobody traveled. So the whole thing was a great exercise. There was a great people. I had some great food, but it didn't really become much of a event, unfortunately. E basta. Quindi devo ovviamente in conclusione ringraziare ancora una volta Sergio per avere avuto l'idea di questo progetto, per avermi coinvolto personalmente nel progetto. Alla fine è stata organizzata anche una grande mostra fuori Parma sul city branding della città, dove io personalmente non sono andato proprio per motivi di Covid, ma alcune persone c'erano andate, erano stati invitati molti studi grafici della zona. Purtroppo è un progetto che non ha avuto una grande risonanza, proprio perché era il 2020, quindi è stato posticipato poi al 2021, ma eravamo ancora nell'ondata lunga del Covid e di conseguenza, diciamo, il progetto non è mai decollato, che è stato un peccato in realtà, proprio perché è stato un ottimo esercizio di stile, era un bellissimo progetto, ho anche mangiato benissimo a Parma, però purtroppo insomma le cose sono andate così.
Si sente? Ho bisogno anche io di un traduttore, però dal veneziano. C'è qualcuno che mi aiuta? Mi presento, sono Giorgio Camuffo, sono un grafico o qualcosa di simile alla grafica, non so se esattamente sono più grafico, comunque lo ero, e insegno comunicazione visiva o qualcosa simile a comunicazione visiva a Bolzano, alla facoltà di Design e Arti. Non parlo tedesco, lo dicevo prima, le uniche parole che so sono Genau e Alles in Ordnung, questo è tutto. Però insomma sono molto felice. Forse ho sbagliato conferenza, vediamo qua, perché Cecilia lo sa perché abbiamo presentato da poco, abbiamo fatto un piccolo incontro a Perugia parlando di Sergio. Però io ho chiesto alla Laura, ho detto, devo parlare di Sergio Alarma, ha detto no, puoi parlare di tutto quello che vuoi, e quindi ho pensato di organizzare questa conferenza oggi in 2 parti. La prima dove naturalmente la presenza di Sergio è molto forte, adesso dirò anche 2 parole su Sergio. La prima parte è un po' la mia idea di design, ho messo insieme tutto, perché Laura mi ha detto che ci saranno molto, e sono molto felice, ci sono molti studenti, dirò la mia idea di design, che cos'è per me il design oggi, come io vivo il design, come lo insegno. Io faccio questo mestiere da una vita, forse da troppi anni, comunque tra un po' sono vicino anche alla pensione, e quindi la prima parte sarà dedicata alla mia idea di design, mentre la seconda parte vi mostro quello che ho fatto. Su Sergio quante cose si possono dire, cioè noi Sergio con Cesare praticamente l'ho visto che era bambino, con Sergio, io sono veneziano, Sergio insegnava a Venezia, andavo a casa sua, nel suo studio, aveva un piccolissimo studio, ci scambiavamo le idee, ho una montagna di episodi, io vi racconto soltanto questa. Una volta Ed Fella è venuto nel mio studio, ed Ed Fella è l'uomo più lento del mondo. Una volta si è fermato Sergio, Ed Fella e sua moglie si sono fermati su un posto, Ed Fella guardava tutti i dettagli, tutti i particolari. È venuta l'alta marea e sono stati fermi. Sergio, Ed Fella e sua moglie sono stati fermi per ore dentro questa cosa qua. Ma ne ho episodi tantissimi. Tra l'altro Sergio mi aveva mandato una volta, perché aveva intenzione di fare un libro sul suo lavoro, mi aveva mandato un testo su come lui ha cominciato a fare la grafica, ed è divertente perché partiva dalle elementari, poi racconta le storie che faceva, i manifesti, questo l'abbiamo già visto, faceva i manifesti per guadagnare qualche soldo quando era studente di architettura. Io mi sono sempre chiesto, devo dire, come una persona che aveva già costruito una grande carriera sulla storia dell'architettura si fosse dedicata alla nostra disciplina, che in qualche modo è così, mi sembra, fatta da gente con dei problemi, come avevamo detto. Invece Sergio era un vero, come diceva Speakerman prima, è un vero studioso. Comunque, io intanto dirò subito che la mia presentazione oggi è rivolta agli studenti. Spero che, non sono preciso, sono un uomo molto confuso, sono confuso di natura, indeciso, spero che le cose che dirò saranno interessanti. Ecco, questo è un testo che mi ha mandato Sergio, tra l'altro, comincio proprio per questo, un'intervista che abbiamo fatto una volta, una mostra, questo è un testo, forse non l'ho detto, mi sono lasciato ispirare dal testo, del tema collegamenti e dal titolo della conferenza mia e di Speakerman, cioè chi fa questo mestiere, il nostro è un mestiere di collegamento, è un mestiere dove connettiamo le persone, tutti gli oggetti, tutte le cose che facciamo servono per creare connessioni. Comunque, questa è un'intervista di Sergio. A volte l'invenzione consiste solo nel connettere tra loro le cose apparentemente lontanissime. C'è anche una componente ludica in questo. Il connettere le cose, mettere insieme le cose, era quello che Sergio faceva anche come esercizio intellettuale e come si fa. Io volevo intitolare questa conferenza, perché poi alla fine mi sono lasciato andare, ho messo tante le cose che mi piacciono. Volevo intitolare questa conferenza Fare ponti, perché sono veneziano, Venezia è la città dei collegamenti e i ponti sono quelli che collegano, la città dei frammenti. Voi
vedete che cos'è questa immagine? Questa immagine è un'immagine usata da un gruppo inglese, vedrete i lavori miei, ma vedrete anche i lavori di altra gente, che si chiama Abache, ed è un'immagine di una mostra che abbiamo fatto in studio. Io ho avuto per molti anni uno studio che si chiamava, il titolo della mostra era We Connect, e quindi è perfetto cominciare con questa immagine qua. Questa, vi invito un attimo a fare uno sforzo, comunque ve lo dico, sono le mani che uniscono, ma questa che vedete è Venezia. Vedete le due mani che fanno il Canal Grande. Volevo cominciare con questa immagine e volevo partire con questa, oppure volevo partire con questa, dove devo mirare? Ecco, oppure volevo partire con questa, che questa è una vecchia illustrazione che mi ha fatto un illustratore, sono io. A me interessano moltissimo le connessioni, cioè per me il mio mestiere è stato soprattutto un'occasione per conoscere, per vedere, per andare in giro, per incontrare le persone. Questa sono io che nel 94 vado a cavallo di un pescione da Venezia a New York, no? E anche questo è un modo di connettere. Però in realtà parto dal titolo per innestare, per mettere dei dubbi che sono i miei dubbi, che voglio condividere con il pubblico e soprattutto con il pubblico degli studenti. La cultura del progetto. Esiste la cultura del progetto? Esiste una vocazione interdisciplinare? Io userei sempre il plurale, le culture del progetto. Poi esistono i progetti? Questa è una domanda che faccio agli studenti. Esistono i progetti, non esiste il progetto. E poi esiste una vocazione interdisciplinare? No, esistono le vocazioni interdisciplinari. Per esempio, adesso vedrete il mio lavoro è diversissimo da quello di Eric Spiekermann, è diversissimo da quello di Francesco, Artemi, i miei colleghi, la Laura, i miei colleghi che sono qua. Ogni grafico, dopo lo vedremo quando mostrerò il mio lavoro, mostra un mondo. E questo è quello che mi interessa, questa è la bellezza, perché facciamo questo mestiere. Quindi il titolo della mia conferenza oggi alla fine è questo: le culture dei progetti, diverse vocazioni interdisciplinari. E qua torno ancora a Sergio Polano, vedete, Sergio c'entra. Sergio, quando ho cominciato ormai diversi anni fa a insegnare, Sergio, e io sono qua oggi, ma veramente sono qua oggi, e insegno, e anche forse sono diventato un po' più, posso dire, intelligente, non so, grazie a Sergio, perché Sergio a un certo punto, contro la volontà di tanta gente, mi ha chiamato a insegnare allo UAV a Venezia, e quando ho insegnato, forse non si fidava completamente, mi ha mandato 6 testi. Il primo era un testo che consiglio agli studenti di leggerlo, perché è un testo bellissimo che mi accompagna e continua a accompagnarmi dopo 20 anni, ancora nel mio percorso, proprio del mio pensiero, su quello che pensa. Si chiama Pedagogia della contaminazione. E ancora qua torna quello che diceva il titolo: collegamenti, connessioni, we connect, contaminazioni, perché questo, no, il nostro mestiere. Ortega y Gasset, questo testo che vi consiglio di leggere, a un certo punto dice: di giorno in giorno si conferma dentro di me il sospetto secondo cui nulla valga davvero la pena di essere appreso. Secondo cui nulla che valga veramente la pena di essere appreso può a rigore essere insegnato. Bellissimo, bellissimo. Cioè, tutto quello che noi possiamo dire in realtà va quasi dimenticato, no? Ecco, e poi c'è anche questa cosa qua. Sergio però salto, perché proprio per la diversità, a un certo punto vivo un po' nella nebbia, perché non mi ricordo come sia successo, mi ha mandato questo testo, ha fatto una parafrasi del testo di Gombrich, e Gombrich diceva: non esiste l'arte, esistono gli artisti. E Sergio l'aveva girato dicendo, proprio girato letteralmente, dicendo: non esiste il design, esistono i designer. Quindi ancora questo frammento, ancora l'idea di tante cose differenti.
Vado più veloce. Ecco, con una mia cara amica, che non vuole essere nominata, abbiamo curato molto tempo fa una mostra a Milano e abbiamo intervistato una serie di grafici. E abbiamo chiesto a tutti come si potevano descrivere. E qua è veramente divertente, perché dicevano che erano artigiani, artisti, autori, catalizzatori, connessi, costruttori, creativi, critici, e ognuno si dava delle definizioni più incredibili. Allora, spero che quello che dico sia chiaro. Stiamo lavorando tutti in un terreno molto diverso e molto incerto. Poi guardate qua, per esempio, come si definivano i grafici, no? Uno studente questo dovrebbe saperlo, cioè, e qua le connessioni, come si dice, i collegamenti sono molto importanti, perché capiamo, Saul Bass, il grande grafico, diceva "Design is thinking made visual", oppure i Metahaven davano un aspetto più particolare, ancora più a fondo. Il famoso design speculativo, cosa si dice oggi? Il graphic design è uno strumento per indagare la realtà, per vedere che cosa succede. Quelle che mi interessano, e questo è molto divertente, vediamo se va avanti, quelle che mi piacciono di più sono comunque, e ce ne sono molte di interessanti, per esempio raccontare storie. La differenza, e qua è fondamentale, diceva Tibor Kalman, la differenza fra un bravo grafico e un pessimo grafico è l'intelligenza. Quindi forse dovremmo dimenticare, qua non voglio che i miei colleghi mi uccidano, forse dovremmo dimenticarci del Bodoni, dell'Elvetica, delle Fonte, e dovremmo puntare di più sulle nostre intelligenze, sui nostri corpi, per fare. Provinciali, ne parlavo prima con Francesco, Provinciali diceva: uno è un bravo grafico quando dimentica la grafica, no? Oppure Gianni Sassi, un grafico che a me prima o poi mi piacerebbe anche chiudere questo rapporto che ho con questo designer, con una pubblicazione, diceva: il design è sempre un processo di trasformazione, cambia. Questo è uno schizzo che faccio sempre ai miei studenti, l'ho fatto oggi in treno perché volevo condividerlo proprio con gli studenti. È il Studium e il Puntum di Roland Barthes. Ecco il lavoro che deve fare il grafico: creare la complessità, creare le domande diverse, però dopo dare una soluzione, trovare un punto, il puntum, trovare l'essenza, trovare quello che veramente serve. Poi anche questo è bellissimo, sono le cose che mi hanno accompagnato. Queste le ho messe tutte insieme proprio perché voglio condividerle con gli studenti. Devo leggerlo, scusate, non sono un bravissimo lettore. In inglese la parola design è sia un sostantivo sia un verbo, e questo la dice lunga sulla natura della lingua inglese. Come sostantivo significa tra l'altro intenzione, a me piace moltissimo questo, proposito, piano, intento, scopo, attentato, complotto, figura, struttura di base, e tutti questi significati e altri sono in stretta relazione con quelli di astuzia, insidia. Cioè un designer deve essere astuto, deve saper muoversi nella complessità. Come verbo significa architettare qualcosa, significa simulare, ideare, abbozzare, organizzare, agire in modo strategico. Quindi siamo dei Frankenstein. Gianni Sassi, siamo dei Frankenstein. È impossibile non avere queste cose con tutte le persone con cui incontriamo. Io sono un po' un'azienda, un po' un'associazione, un po' un professore, io sono fatto di dobbiamo costruirsi anche queste personalità diverse. Questo è un vecchio manifesto, soprattutto oggi. Manzini diceva, Manzini è il critico storico, non so come definirlo, che ha fatto questa pubblicazione, ha fatte moltissime. Lui diceva, addirittura lui in questo libro, Design When Everybody Design, disegna una figura di un designer che non è un designer, lo chiama design expert, uno che non progetta ma che fa progettare. Incredibile se pensate, no? Cioè viviamo in un mondo completamente diverso, in un mondo ampio. E Manzini ha detto, prima di parlare di design dobbiamo alzare la mano e dire che cosa intendiamo per design, altrimenti facciamo confusione. L'ultimo grito dice: a me queste cose piacciono molto, moltissimo, faccio design per capire che cos'è il design. Il design è addirittura Paolo Antonelli
ho messo insieme tutte queste cose qua perché spero che quello che vi mostrerò dopo sarà chiaro. Addirittura Paolo Antonelli dice: siamo interessati a tutte le forme di design, anche quelle che non conosciamo e quelle che arriveranno domani. Cosa vuol dire questo? Domani, no? Noi siamo davanti a una cosa del genere, davanti a un design in incerto, un design che cambia, perché poi è chiaro, il design come disciplina, non parlo solo di graphic design, parlo di design in modo più ampio, è connesso al mondo, cioè il vero collegamento ce l'abbiamo col mondo, cambia il mondo, succedono tantissime cose, viviamo in un mondo più largo. Ovvio che non possiamo ancora limitarci a un'idea di design che era uguale 40, 50, 70 anni fa. Poi tra l'altro io ho pubblicato anche un libro su Bodoni e mi sono divertito tantissimo a farlo, perché noi vediamo Bodoni bello, pulito, elegante, e Bodoni era tremendo, sia da un punto di vista intellettuale, sia come era uno che super strategico, super astuto, super crudele. Poi cosa succederà? Cosa sta succedendo? L'intelligenza artificiale, io ho visto un mio collega designer, tedesco tra l'altro, lui mi ha detto che ha fatto 2 libri con l'intelligenza artificiale. Lui me li ha descritti così, ha messo nel programma, ha messo formato 17x24, 160 pagine, carattere Helvetica corpo 12, interlinea 16, metti un'immagine ogni 10 pagine, cambia colori, ciac, fatto il libro. Adesso forse lui ha esagerato, ma chi fa questo mestiere, soprattutto mi rivolgo agli studenti, soprattutto a quelli che studiano queste cose qua o che faranno il nostro mestiere quando noi, io e Eli, saremo in pensione o magari andremo ai giardini pubblici. No, dovete fare i conti con queste cose. Ecco, qua spero che nessuno mi odi, ma io credo che la disciplina del design sia la disciplina più stupida che esista al mondo. Massin diceva che ha imparato tutto, Massin è un grandissimo grafico francese, autore di libri splendidi, lui diceva: ha imparato tutto quello che serviva per fare questo lavoro in 6 settimane. Da un tipografo, tra l'altro, che si chiamava Rossi, in Francia. È la disciplina più stupida del mondo, da una parte, fate bene attenzione, perché è stupida, cioè quando io so che un libro ha un formato, 2 colonne, la gabbia, e uso il carattere e faccio una cosa ordinata, qualsiasi sa farlo. Però se uno vuole andare a fondo, è una disciplina che è affascinante, pericolosa, conturbante e insomma mi auguro che sia una disciplina bellissima per tutti. Michi Garizze diceva: io non so dove sto andando, ma voglio comunque esserci. Questo è un momento per chi studia design, per quelli che studiano design, per quello che fanno il design, affascinante. E questa è un'altra cosa che dico sempre ai miei studenti. Enzo Mari, personaggio diciamo, di grandissima levatura ma con pessimo carattere, lui diceva, adesso lo traduco molto velocemente, diceva che la prima cosa che deve fare un progettista è avere un'idea del mondo. Chi è, cosa fa, com'è il mondo, dove vive. Perché se non ha un'idea del mondo, lui dice, è un imbecille che da solo forma le idee altrui. No? Quindi anche politicamente, no? si è discusso tantissimo. Io tutte queste cose che discuto oggi, che vi mostro oggi, in realtà andrebbero riviste, ridiscusse, rimesse in ordine, no? Andrebbero cioè ovvio che è molto veloce. Vediamo dove sono arrivato. Ecco, torno indietro. Torno un'altra volta a Venezia. E adesso vi mostro molto velocemente i lavori che ho fatto. Questo con Giovanni Anceschi a Venezia, quando ero a Venezia, quando insegnavo a Venezia, facevo il direttore del corso di laurea, un periodo fantastico della mia vita, discutevamo sul ruolo che hanno i grafici. E Giovanni diceva, i grafici sono dei baricentri. Sì, i grafici sono dei baricentri, è vero? No? Perché tutti voi, ma anche i miei colleghi che sono presenti in sala, anche le ragazze che hanno lavorato con me, cioè tutti noi siamo dei baricentri. Perché abbiamo gli strumenti, l'intelligenza. Noi che siamo intelligenti abbiamo l'intelligenza tecnica
per mettere insieme tante cose, mettere insieme le persone, mettere insieme i progetti, costruire le cose. Questo è in fondo quello che mi interessa. E questo l'abbiamo fatto con una mostra qualche anno fa che si chiamava Graphic Design World. I mondi del graphic design, perché ogni design aveva un approccio differente. Per esempio, non so se qualcuno ha visto, era una mostra molto bella, questo era un lavoro che ha fatto un gruppo olandese che si chiama Metahaven, che sono molto conosciuti per il loro approccio al design speculativo, il design che, lo dicevo prima, in qualche modo cerca di capire il futuro. Questo invece è, ecco, vedevo prima, guardate, un approccio molto politico e un approccio molto estetico. Non nego l'importanza dell'estetica, anzi penso che l'estetica possa essere uno strumento anche in qualche modo critico. Questi sono MM Paris, che hanno fatto un lavoro completamente diverso, hanno un target diverso. Una volta a Venezia è venuto David Carson, parlavo con Fronzoni, un grafico molto discutibile e particolare, lui diceva sì, David Carson è un bravissimo grafico, però non deve fare il packaging delle medicine per mia nonna. Pensate la differenza che può esserci tra un designer che disegna le medicine per una ditta di farmaceutica e uno che fa una copertina di un disco, che fa una roba per la moda. No? Si veste diversamente, è un altro mondo. Io per esempio mi ricordo una volta sono andato vestito un po' più elegante a fabbrica, un mio collega mi ha detto: ma cosa fai vestito da dentista? Cioè, no? Ci sono come dei costumi, degli atteggiamenti, delle letture, delle intelligenze. Ecco, per esempio Kasia Korczak lavorava sul Medio Oriente. Cioè, no? Pensa, può un designer occuparsi di Medio Oriente? Oppure, per esempio, un altro salto da un'altra parte, i Norm che lavoravano sulla superficie, no? Che è molto interessante, non serve che vi dica che cos'è la superficie, no? O cosa diceva Ugo von Hofmannsthal. O Eric Kessel, no? Che parlava del gioco, no? Di come, del playground, come affrontare i temi della creatività, un po' quello che diceva anche Sergio. Poi tra l'altro quando questi venivano a Venezia e sono venuti con Sergio, e Cesare si ricorda bene, andavamo sempre a cena, discutavamo. Sergio è stato con me per molti anni, una spalla importantissima per me, cioè nel vero senso della parola, anche intellettualmente. Tante volte non condividevamo non avevamo le stesse idee. Sergio era molto più attaccato al progetto, io molto più attaccato anche all'atteggiamento, all'attitudine. In fondo i progetti a me non interessano. No, e questo era bellissimo. Questo qua era sempre Mickey Gerritz che diceva la vera grafica, e questo è importantissimo e dovremmo impararlo tutti, è fuori. Poi queste le riunioni, ecco. Io ho cominciato questo connettere le persone moltissimo tempo fa, ma più per curiosità, perché abito a Venezia e molti vengono a Venezia, e per me non ho studiato design, e per me era come un modo per studiare design. Questo per esempio è un manifesto che ha fatto April Graham nell'87, a proposito è uno dei manifesti importantissimi, anche perché questa è stata la prima volta che è stato messo, cioè nell'87 i primi Macintosh, il Mac Plus, era la prima volta che un manifesto veniva fatto metà in una forma analogica e metà in una forma digitale. Ditemi se vi annoio. Poi vedere le persone, connettere le persone, incontrare le persone, discutere con le persone, fare progetti con le persone. Per esempio Tibor Kalman, sua moglie Mayra Kalman, grandissima illustratrice. Ecco, per me, torno ancora al titolo delle illustrazioni, questi non sono stati solo incontri di curiosità, ma sono stati anche occasioni di lavoro. Con Mayra Kalman, per esempio la moglie di Tibor, ho fatto tantissimi lavori. Lei è una bravissima illustratrice, abbiamo fatto gli Honor Report per Carraro, per tante aziende. Con David Carson ho fatto un libro per Armani. Vediamo cosa c'è dopo. Ecco, Ed Fella, potrei raccontarvi una storia. Ecco, questa invece è un'altra mostra che ho fatto a Firenze. Questa mi piaceva. Per esempio, ho chiesto a una serie di giovani grafici di dirmi quali sono le parole del futuro. Perché, adesso non so se mi spiego bene, ma John Maeda diceva:
una cosa molto importante dice in una sua intervista: nelle grandi corporate, tipo Apple, Orange, queste, nel consiglio di amministrazione sei sempre un designer. Perché? Forse perché chi fa questo mestiere lo fa seriamente e non si lascia affascinare dalla forma, ha anche una visione del futuro, vede il futuro. Io credo che il design possa essere anche una testimonianza del futuro in qualche modo. E questa mostra mi piaceva perché era una mostra che non era fissa, era una mostra che abbiamo messo su delle macchine che si spostavano e ogni volta andavano con questi carrelli, andavano in modo differente. Poi ho fatto riviste. Questa è una rivista che mi è costata una fortuna, però mi è piaciuto moltissimo fare. Vado veloce. Forse ho incastrato tutto. Ecco, poi altro progetto bellissimo, che questo mi sono divertito tantissimo. Certe volte uno dice, faccio queste cose per avere un pubblico internazionale, per poter parlare con tutti. E invece, e questa è un'altra cosa che dico agli studenti, i veri bisogni ce li abbiamo sotto casa. No? Non abbiamo bisogno di andare a Parigi, Berlino, Londra. Io per esempio vivo a Venezia, che era una città tormentata dai turisti, no? Tormentata. E è una città che si sta sempre più impoverendo, e ho fatto questo progetto che si chiama Venice No Sinking. Era una rivista fatta dai veneziani, solo per i veneziani. Forse Cari ha lavorato anche a questo progetto, che mi sono divertito tantissimo perché la gente veniva a portarmi le poesie, a scrivermi. Per esempio facevamo le interviste, questo è Jodorowsky che è venuto a Venezia, l'abbiamo intervistato e lui ha detto: che cosa bisogna fare per Venezia? Lui ha detto: mettere 200 pappagalli cantanti in piazza San Marco. No? Oppure questo mi piaceva tantissimo, per calcolare l'impatto che i turisti, noi abbiamo 30 milioni di turisti e parlavano di 38 milioni di turisti, e i veneziani stanno tutti andando via. Per calcolare l'impatto abbiamo messo tipo quanta merda, quanta pipì, quanto sudore, tipo una montagna, 1.040.000 chili di cacca in un anno, una roba, no, come forse più di questa casa qua. I turisti, no? E poi i turisti che pesano tantissimo arrivano, ma no, io odio i turisti. No, ecco, ho fatto anche questo progetto, no, che si chiama Se io fossi sindaco, dove ho chiesto a 100 veneziani di dire: se io fossi sindaco cosa farei? Ecco, e mi hanno risposto tutti, abbiamo fatto una bellissima festa perché quasi tutti i miei progetti poi vanno a finire in una festa. E comunque dopo ho dato questo libro ai sindaci, ero felicissimo perché c'erano delle cose scherzanti, e quello che è diventato sindaco mi ha dato una pacca sulle spalle e mi ha detto bravo, e non ha neanche guardato il libro, però dopo è stato arrestato per le tangenti di una bustina con 500.000 euro. Ecco, collegare i collegatori, no? A me naturalmente ecco, mi affascina moltissimo anche la storia, è una scoperta recente. Poi noi parliamo di futuro, parliamo di che cosa è il nostro lavoro, di che cosa il nostro sarà, ma basterebbe fare un passo indietro. Per esempio questo signore, questo era Gianni Sassi. Chi è che è stato più collegatore di Gianni Sassi? Gianni Sassi, abilitatore, no? Ha fatto tutto, lui ha fatto uno studio di pubblicità, dallo studio di pubblicità ha fatto ha comprato una tipografia, la tipografia faceva tutte le cose che adesso i giovani fanno, le ha fatte lui. Ha fatto una casa discografica, pubblicava libri, riviste continuamente, era un collegatore, si può dire collegatore? Era un collegatore, uno che proprio metteva insieme le persone, no? Cioè proprio le incollava, bellissima storia. Ecco, questo è Gianni Sassi. Poi è bellissimo perché poi tutte queste storie sono, ecco, pensavo di fare una cosa solo su Gianni Sassi, perché Gianni Sassi, per esempio, in questa tipografia Collone e Monzese si trovavano di sera, si facevano tutti nudi e stampavano. Strepitoso, no?
No, ho fatto riviste di arte, questa per esempio è Beat, una rivista di arte che è nella storia dell'arte contemporanea, non è solo lui, oppure faceva la musica, è stato l'ideatore quasi da solo della prima rivista della Lagola, la prima rivista di cucina. Un altro collegatore che mi interessa tantissimo è Michele Provinciali. Non so se qualcuno di voi ha visto questo librone che ho pubblicato l'anno scorso, credo, su questa rivista, un librone che è andato anche molto bene, che è piaciuto tanto, che si chiama Imago. Michele Provinciali era anche lui come un grafico che odiava i grafici, no? Che proprio parlava quasi con disprezzo dei grafici di Vignelli, che era, no? Li chiamava lo stile elvetico, no? Perché per esempio adesso possiamo anche dirlo, io sono stato grande amico di Massimo Vignelli e per me è stato il punto di riferimento, però adesso come guardiamo la grafica che mette sempre dappertutto l'elvetica, qualsiasi sulla pasta, sulle medicine, sui manifesti, boom, 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 come guardiamo l'International Style oggi in un momento così complesso? E questo era il libro, alcune cose di questo libro sono bellissime. E perché è un collegatore Michele Provinciali? Perché lui prendeva i migliori grafici, i migliori scrittori o quelli che erano i suoi amici, li metteva dentro e li metteva dentro in questa rivista. Cioè, le riviste erano, e la tipografia dove lavorava, perché poi anche questa è una storia molto lunga, erano luoghi di incontro, no? Questo possiamo anche dire. Guardate la bellezza di questi lavori e la contemporaneità. Per esempio, quello che vedete dietro è Giulio Confalonieri, che ha fatto questo libro che nel 62, no? Oppure i disegni che faceva Pino Tovaglia, oppure i disegni che faceva Pino Tovaglia con la tecnica della stampina, no? Oppure gli oggetti trasformati dei percotimenti marini che metteva insieme Provinciali, no? Gli oggetti che raccoglieva e che li metteva semplicemente in mostra, no? Anticipatori. Ecco, recentemente, non so se gli studenti hanno visto, ho fatto questa cosa qua che mi piace tantissimo, proprio, e questo l'ho fatto in un periodo di pandemia, proprio per dare agli studenti l'opportunità di riflettere, di studiare, non so, cioè per dare un'opportunità agli studenti. Ecco. Ho chiesto a molti miei colleghi di raccontare una storia sui grafici. E questo è. E poi in fondo vi mostro molto velocemente l'università. Ecco, io ci tengo tantissimo a questo momento, devo dirti, all'insegnamento, è il mio vero lavoro, tutto quello che faccio va a finire dentro questo caldierone, poi mi perdo, 100 milioni di cose. Ecco, per esempio, questo è un progetto che abbiamo fatto con gli studenti, si chiamava Bolzanopoli, e questo siamo andati in un giardino e i miei studenti hanno fatto questa grande scritta che vuol dire noi, wir, in italiano e in tedesco messi insieme, oppure abbiamo fatto un grande tavolo per mostrare la nuova povertà, oppure per esempio la violenza alle donne, hanno fatto un allestimento, questo lavoro si chiamava, questo corso si chiamava Esponiamoci, perché proprio invitavo gli studenti a esporsi, no? Poi c'è il tempo per imparare bene come usare l'elvetica, per imparare bene come usare il Bodoni. Adesso chi insegna qua magari mi ucciderà, però il vero tempo adesso deve essere per lo studio, per capire, per leggere, per guardare i giornali, per parlare, per collegare. Oppure questo, per esempio, sui cambiamenti climatici, no? Che in montagna sta cambiando tantissimo. Io lavoro a Bolzano, in montagna tra un po' coltiveranno le banane, oppure coltiveranno le palme. Ecco, a proposito di connettere, siamo andati in un quartiere che si chiamava Casanova, un quartiere a Bolzano che è pieno di conflitti, e abbiamo fatto queste cose qua, cioè abbiamo fatto una parata, abbiamo fatto una manifestazione con i teli, siamo andati in giro, abbiamo coinvolto la cittadinanza, abbiamo fatto una festa con tutta la gente intorno e questo è un mio studio. A proposito di connessioni, proprio questo è un progetto che ha fatto una ragazza tra l'altro molto brava, ha connesso, perché in questo stabile c'erano da una parte tutti gli extracomunitari, gli immigrati, e da una parte invece quelli che in affitto,
no, popolare, e da una parte quelli che avevano comprato le case, soltanto che dentro quelli che avevano comprato le case c'erano due di ordine nuovo, forse non mi ricordo, sono i fascisti, e a un certo punto succedeva di tutto e siamo andati là con i nostri studenti e questa studentessa ha fatto questo progetto che si chiama Filò, dove metteva proprio insieme con questo filo tutte le connessioni. Poi abbiamo fatto una rivista che si chiamava Nebraska, perché è un posto strepitoso da un punto di vista dell'architettura, però gelido, nessuno usciva dalle porte. Oppure questo progetto dove gli studenti raccontavano le loro storie, molto molto personali. È stato bellissimo questo, qua forse non si vede, ma perché proprio raccontando, gli studenti raccontavano le loro storie proprio anche emotivamente, no? Oppure questo, per esempio, a me interessano i grandi temi, per esempio a scuola, no? Io, tipo, cuocere il mondo, no? Cosa vuol dire? I cambiamenti climatici o quanto la produzione di cibo coinvolge il grande tema dei cambiamenti climatici, no? Io credo che, per esempio, chi fa questo mestiere debba essere coinvolto su questi temi, debba esprimere un giudizio, perché abbiamo gli strumenti per farlo. Ecco, vado veloce. Oppure New Locals, la gente che viene a Bolzano, per esempio, e non trova ospitalità. Poi, ultimamente, diventando vecchio, mi occupo sempre di più di bambini, di studenti piccoli. Ho fatto questo master che si chiama Design for Children. Questo, per esempio, è un gruppo spagnolo che si chiama Pedagogia Invisibles. Che bel titolo, Pedagogia Invisibles, no? La pedagogia che non vediamo. Quello dovremmo fare, non vedere le cose, essere ciechi e andare in cerca. Oppure questo che è un pupazzo che ha fatto una mia studentessa, era uno sulle diversità, sulla multiculturalità, su come viene accolto uno che è diverso. Poi abbiamo fatto questo progetto sulle macchine. Sì, io salto da una parte e quest'altra. A me interessa moltissimo adesso, è che non ho più tempo, ma per esempio se io dovessi cominciare da capo mi interesserei tantissimo al tema della scienza, comunicare la scienza, cosa succede, perché sarà uno dei grandi temi del futuro, tipo i virus, i batteri, educare le persone, progettare, parlare di scienza, no? O di cibo, cosa mangiamo, da dove vengono, la catena del pomodoro, cosa succede. Abbiamo fatto una serie di lezioni sul pomodoro, oppure abbiamo fatto una serie di lezioni sugli allevamenti intensivi, no? Queste sono le cose importanti che chi fa il nostro mestiere, chi si occupa di comunicazione, design grafico, no, deve dire. Queste dobbiamo spingere, no? E gli studenti hanno la forza per farlo. Oppure, per esempio, questo, ancora parlando di connessioni, per esempio questo è un librettino che stiamo stampando adesso, che si chiama Dialoghi, dove quelli che insegnano il master hanno scelto di dialogare con delle persone completamente diverse che non si occupano di design. Ed è stato bellissimo perché, per esempio, una di queste conversazioni che chi avrà voglia leggerà in questo libro l'ha fatto con una donna che si occupa di teatro, Chiara Guidi, che è una delle donne più fantastiche che ho mai conosciuto in vita mia. E quando ti rendi conto di queste cose qua, uno dice, il design c'entra col teatro, il design c'entra con l'arte, sì, c'entra con tutto. Noi dobbiamo essere capaci poi di prendere un po' tutto, Frankenstein. Questo tra l'altro, adesso parto con un altro progetto, anzi mi faccio un po' di pubblicità, si chiama Di necessità virtù. Abbiamo scoperto la storia di un maestro, che si chiama il maestro Paolino, che disegnava oggetti per apprendere, ma la storia è bellissima, la semplifico, disegnava oggetti per apprendere per i bambini delle scuole elementari. Questo invece è un progetto che lanciamo in tutta Italia per raccogliere oggetti fatti dai maestri, fatti, disegnati, progettati, costruiti dai maestri, per spiegare ai bambini la matematica, la poesia, l'aritmetica. È bellissimo, bellissimo. Gli oggetti che ha disegnato il maestro Paolini sono veramente belli. E questo è invece un altro progetto che parte a settembre, che si chiama Play with Clima, dove con i miei studenti sto disegnando dei giochi, sempre sul master, per i bambini, per cercare di non spiegare, perché spiegare
sappiamo che non dobbiamo spiegare niente a nessuno, ma per portare i bambini dentro questo mondo dei cambiamenti climatici, che è un mondo importante. Poi, giusto chiudo con una cosa che mi diverte tantissimo, perché poi questo è un libro che sto facendo, che spero che sia pronto per Natale. Questo è un libro che si chiama 787. Io sono nato in un campo di case popolari a Venezia, all'estrema periferia di Venezia, un campo terribile, pieno di gente, pieno di bambini, una cosa che adesso a Venezia non si vede più. E un po' alla volta, devo dirti, ho cominciato a disegnare le facce, a disegnare le storie, e adesso sto facendo un libro che si chiama 787, era il numero di casa mia dove abitavo. Regina non è ancora definitiva, Venezia è un popolo, e ho fatto, questo è un bambino ciccione, questa è una che chiamavamo la regina dei conigli, perché aveva dei dentoni così. Questo invece è la Befana, che quando ero piccolo mi faceva tanta paura, e questo è il capo dei carabinieri che ogni tanto veniva a prendere qualcuno e portarselo via. Ecco, questo è... Vi ringrazio tantissimo, questa è la copertina di un libro che ho apprezzato tantissimo, perché anche se il libro non è un granché, però la copertina è bellissima, che dice dimenticate tutto quello tutte le regole, e dimenticate anche tutto quello che ho detto oggi. C'è una leggenda bellissima ebraica che dice: noi quando nasciamo sappiamo tutto, mi immagino, no? Sappiamo tutto. A un certo punto arriva un angelo, immaginate un grande angelo che fa vuvu, 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 scende, ci tocca qua e dimentichiamo tutto. E dobbiamo ricominciare a capire. Questo credo che sia un buon insegnamento per chi si occupa di design e per chi vuole seguire questa disciplina. Grazie.